When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa. Ti confesso, caro Peppe, che di quando ne uscivo dentro alle case delle mie figlie, io mi sento meglio. Mi sento un picciottello, un mese da una, un mese da un'altra, a posto di coccolarmi se ne fottiano. Cosa di tutti, eh? E poi si potevano mangiare la mia pensione, vede? La mia pensionetta. Ma io faccio squattro però, me ne viene alla mia casa. No, non faccisti. Solo. Ora mi sento ringiovanito, ringiovanito. Rincoglionito. Sì, io sogno rincoglionito, ma tu sei fuso di nome e di fatto. Alla metà certe cose non la vista a pensare più. Bravo. A me, caro amico mio, io mi voglio passare la vecchiaia come se fosse ancora un giovanotto. Mi voglio trovare una compagnia per. Ma che ci può fare? Non capisci che la vecchiaia è brutta e quando arriva per tutti. Sai che ti dico? Fa come mia, resta solo. Non mi voglio maritare, non ne voglio grattacapi. Che dici? Scapolo poi, scapolo. Io mi sento ancora nel fiore della gioventù. Io voglio ancora di sentirmi mascolo. Vero. Mascolo con la M maiuscola. Mi sento un poco di intrape. Io voglia di nascere le mie spiriti bollenti. Te non ti puoi immaginare come sono bollenti, sa? Bullano meglio di un timbro. Alla posta ti può impiegare. Mi sento un poco di intrape. Per me una compagna ci vuole, avanti. Ma che compagno e compagno, non capisci? Non comincia a capisci per le sorti. C'è spartire la proprietà, da fare sciarriare. Poi ti fa sciarriare pure con i tuoi figli. Ma calmare le mie desideri, ci va a pensare io però. Beh, di quando moriva la buon'anima di mia moglie, Pace all'anima, so. sogno asciutto, secco, Un nozzolo. un nozzolo, però lo sangue l'ho sempre caldo per. Io voglio mettere in annuncio in capo al giornale. Nella cuore solitari. Cuore solitario. Mi cerco una compagna. Ma voglio entrare, manco una uccia d'aria. Una muccia d'aria. Ma proprio vero sta funnendo. Io sto funnendo. Ah, perché non te la cerchi pure tu, per? Ma così facciamo la gara, che fa meglio l'amore, per? No, perché tu la testa si è detta. Questo è vero, fuso, va. Sì, mi funne vero. Ma perché non voglio stare solo, per? Io voglio l'amore. Che vuoi fare per mia? Piano, calmati gioia. Faccia racio e frena. Pezzo di cretino, veramente dico. Se tu resti solo, a quello all'assare queste sorti. Te le porti nella tomba e poi te le mangiano le verme, per? Tu pensa... Senti, io a scrivere un annuncio per il giornale, anzi, Io non non so, poi ce lo lasci tu stesso
E alle mie figlie tu non c'è a dire niente completamente, sì, e non l'hanno a sapere un anno prima del matrimonio, Qui c'è gente che ci stanno in famiglia. Sì, dolore reumatici sono, Minuto, ti piglio la carta. Non si scordano. E la penna. Aiutami Peppe. Sogno tutto pittia. Scrive. Giovane simpatico. Prego, aspetta. Giovane simpatico. Perché è un sogno simpatico? Simpatico, sì, ma giovane proprio. Scrive. Giovane anziano cerca. Senti, da convincere, o sei giovane o sei anziano. Ma sei camorroso però. Signor Camorroso. Anziano. Anziano. Di bella presenza. Anziano, di bella Presenza. presenza. Alto, biondo, con gli occhi azzurri. Il principe della bella favola. Anziano. Anziano. Di statura non troppo alta. Non troppo alta. Cerca compagna per eventuale sviluppo. Dai, che vuole fare? Ma sei camorroso vero? Anziano. Anziano, di Di bella bella presenza. Vedovo. Vedovo. Con moglie defunta da anni. Vedovo con moglie defunta. Con moglie defunta. Gesù, ne conosce tu vedovo? Vedi come la scrivo io, No, vedovo, con moglie presunta. Anziano. Anziano. Di bella Di bella presenza. Vedovo. Vedovo. Di bella presenza. Di bella, ma ci tieni proprio, di bella presenza. Sistemato. Sistemato con le feste. Con ottima pensione. Un'ottima pensione. Cerca vedova. Cerca vedova Di compagnia. di compagnia, Con il sangue Con il ancora sangue. che ci bolle nelle vene. il sangue che ci bolle. Per vivere Che ci bolle. insieme. Vedi che so ancora a trovare chi sono. Chi è che decise? No, per lo sanno i tuoi figli. È quello che ce la va a dire alle mie figlie, che ce la va a dire. Ce lo potessi tu dire tu. No, io un po' di panza sogno. Sì, e non vanno a sapere, ti disse ogni anno prima del matrimonio oggi. Senti Cartore, con tutto questo papello che mi facesti scrivere e queste cose che vuoi fare, ti sta dando una zapponata nelle mani. Accapponata nelle mani. Accapponata. Ma che dice, che dice? Queh! Tore, Oh, madonna. pensavo che era tu solo. A me ogni volta ti trovo con tua compagna. Mamma ti trovo solo. Preferisce la sua compagnia. Ogni volta che Ma- più a chissà, picciotti, si arrefredda l'uomo sangue, si arrefredda. Compare Peppe, non avete che fare. Se permettete ci avesse a dire due parolette a Torino è di una certa intimità. Ma avete Peppe, un tenere, Peppe. Chi c'hai da aspettare? Forza! Peppe, non me la sale. Peppe, Capolinne! Peppe, non me la sale, Peppe. Peppe, o te ne va o ti lasciate! Che madame andata all'ospedale a mia! Ecco tutti gli bollenti spiriti che ha! Vedi che caffè, ma che è? Bollente spirito diventano fantastici. Fammi vedere. Fanno vedere la vita. Tore, Che cosa c'è? allora, Che cosa non c'è? ci pensassi di te maritare o vorrei stare sempre senza una compagna? Ma dimmi una cosa, non ti faccio un effetto un po' cusciano? Sì, mi fa veramente un effetto strano tu Ma però. perché non ti fermi? Che siamo usciti, sì. Quando sono uscito mi manca l'aria, mi manca. E ti la sogno io, l'aria, che sogno meglio di una finestra spalancata. A me mi piace l'aria di un barcone. Dello barcone, Tore. Oh, Toretto. A Talia che bello barcone che c'è qua. A chiucciorito da così. A fermati,
Mi sta scappando la Pepe, mi sta scappando. Aiuto io! No! Perché quando viene tenuta non piscia più. Figlio di buona madre, quando che ci vai appresso e io si vuole maritare con un altro. Ah, poi mi dice che non si vuole maritare, che ci dispiace per sua moglie. Sì, sì. Ah, tu riduzzo, e te la comino. O ti mariti con mia o con nudo. Tanto che se me lo metto a posto sicuro. Sì, sì. Basta che bene. Torre. Sa. Ti volevo dire che io ti ammiro per certi versi, che pensa a tua moglie, che non ti li annuggio, che annuggio ti fa chiamare lo sangue in testa. Ormai alla metà lo sangue non mi arriva manca le pede, figuriamoci in testa. Da meschina di mia moglie. Non se lo merita che io stassi in compagnia. L'amore è uno solo nella vita. Certo Uno. che a Camora ti sta vedendo di quando ci fusti affezionato e sicuramente sta piangendo. Certo che sta piangendo perché le morte vedono peggio che le vive. Sì, sì. Comunque, a Camora me ne voglio, però non mi rassegno, no, Tore. Poi venire. Ciao. Chi ci venisse una pipì tanta la lingua ci avesse a venire. Meno male che Peppe si è portato il biglietto, ma se no se lo trovava Ida. E dire che è comare di mia moglie. Ah, Carmela, bella comare che via tu, Però tu lo vedi che io sogno forte, congecato nella tentazione. Chi è che dici? Cucchini da lontano sì e con le vicinette no, non ti preoccupare, e lo sai che ti dico, vai a pigliare la pensione, comunque cucchini da lontano sì e con le vicine no, va bene. Sopino, quando aspettare la posta voi? Sta così. Ciao papà. Ah, chi? Le mie figlie? Ma che camminata a due come le carabiniere? Sì, come le pompiere, che sta facendo? Perché ci vede di strano? L'ho letto sistemato là, una roba a lavare, lenzuola, tovaglie, niente? Tutto a posto. Tutto a posto. Che dici? Ti prepariamo un poco di mangiare? Non vi preoccupate. Di quant'ave che ne scivo delle vostre case mi sento un altro, mi sento ringiovanito. E che vuol dire? Che te la passava tu tinta? Tu veramente decidesti di ritini? A mia, non mi pesava tu, no? Pesava tu, manco avviato la pranza, ti la cattassi piuttosto. Me la cattavo. Vedi che pure Tagliero ti rispettava, che se lo può dire, Ammazza quanto mi rispettava. Io niente mi scordo. Ma cattassi un matarazzo ortopedico, la poltrona, la televisione, quando capissi che le sordigelle ce le metteva io. Comunque io ora sogno alla mia casa e io mi sento ringiovanito. Ognuno ha le sue abitudini, avanti, va. Si vede che sei tiso. Ma vero, pure in giardinaggio era tiso. Tonni che poi faceva la scena. Ma vero. Ma insomma io mi volessi ir a pigliare la pensione ora. Oh, se è possibile. Ma già 2 mesi passarono, ma non ci pensavo. Sì, ma qui mi ricordava che era un 6 anni. A
pigliate bello, tacciate fosforo, pigliate bello. Facetelo travagliare te, che so che bene. Ma? E le bustera, l'altra cosa se le scordano, io ho una pensione no. Ascolta papà, nel frattempo noi ti aspettiamo, prepara queste robe che te le lavamo nella lavatrice, va? Passaro già domenica. Ma io? A pensione ora ogni mese la donano. E fino vincermi quando ci pare. Signore. Non ce ne c'è niente no. Te ne dona, che c'è, te ne dona. Non lo vedo. Pigliate queste cose e poi chiudete la porta. Cammina. Papi a pensione. Anzi, da casa. Ave qualche 4 mesi con ne una manco 10.000 lire. Ecco, lo sa ancora quando mi restare senza pigliare niente. Ma io lo stai vedendo strano. Ma lo sentiste come era profumato? Lo sentivo. Sa che capivo, sparte, che si accatta lo profumo e dopo barba chi di marca. Chi de ma? Ah, come? Ma? Che dici? Te le porti tu se lenzuola stavolta? Me le porto, te le vai a piglio va, e subito pigliare, sì. vengo, va. Ma? Vuole fare lo picciutteddo, aspetta. Ma io? Ma? Gesù! San Giuseppe morta sogno, un preservativo! Ma che va a fare? Oddio! Mamma mia, mi pare vecchio! Ma non credo che abbia una paradanni che ca... San Giuseppe, io non ci credo che se la catta ora, ma che va a fare? Ah, Giulia! Chi è, Regno? Vieni, raccogliti. Chi è? Chi c'è di grave? Chi c'è? Che succede? Da lei che trovavo? A me mi pare vecchio. Che Vecchio? Ma che dice? A me mi pare fresco! Oddio! Ma non è che si porta qualche femminazza ingia, si la marita e ci scippa le sorde, la proprietà e naggio, lo sa come arrestammo? Come le baccalà! Giusta, ma stare attento là solo. San Giuseppe, morto solo. Ecco c'è. Salutiamo, signora Cavalla. Signora Cavalla, ti dico sempre che mi chiamare Olga, no? Per cognome. Ascoltate, vi avete trasferire, avete nascere a vostro padre. Ebbene perché è giusto che la sapere. Che cosa? Però, ascoltate, io non lo faccio né per cortigliaria e manco per rapportare. Ve la dire? Chi? Vostro padre? Chi? Si vuole maritare? Ah, chi, signora Olga? Che dice? Ma che ce le conta ste fissarie? No, sono sicura di che dite. Ma di qui, ma non lo vedete? Di come arzillo, di come si profuma, di come si veste, di come... Signora Olga, le gente parlano assai. Signora Olga, lei va a sapere una cosa. Mio padre si atteggia così, ma non ce la fa che niente, ce la fa. Vero? E come mai ogni tanto si accatta di cose? Forse che pensa a qualche avventura e si li tiene d'intra. Ce la fa. E lei come lo sa che si accatta di cose? Mi innadunavo di sta finestra, che pare che non mi vedo niente, ma vedo le pila di tutte e soprattutto che di vostro padre. Maggio. Può essere che avrei ragione. Apri sta mano, facci vedere che trovaste, faccelo vedere. Sicuro, faccelo vedere. Mamma mia, mi pare vecchio. Ma non credo che avete quando c'era già buona arma di memoria, come gli a finire tinta. Vecchio. Ah, quale vecchio è vecchio? Chi su? Frisco è? Che sto già? Sì e no? Può avere una decina di orna. Senti bello. Ma di marca buona chi sei? Ed è resistente. Ascoltate, se in ogni pacco ce ne sei. E fino a 3 anni fa costava una decina di mila lire. Ora a me ci sentivo dire che crescere. E sparte? Ma un gusto che si sente come chi
chiedi di una volta. E perché giustamente una quando se la va a cattare di marca buona, Signora Olga, ma lei è più pratica di un'altra. E da buona arma di mio marito usava sempre che si ca. E ci mandava a me a cattarle. E mi affrontava, iva alla farmacia e ci diceva un pacco di sacchetti di plastica piccoli. Madonna. Comunque può essere. Ma che si vuole maritare non ci crio, va, potete dire non ci crio, non ci crio. Non ci crio. Manco io. Sai, Allora, possiamo consumare. facciamo una bella cosa. Che c'è ora? Leggiti. Madre mia, ma che è pazzo? A cosa vuole mettere? Giusto, meglio una cacanusce. Ascoltata mia, che sono allecciata per queste cose, Sì. che mi informo sempre. Quando uno si rimarita, ci tocca lo 50% di chi giochiavi, siamo consumati, te l'hai detto. E io lo so che ti dico, la solo, che no, non potevo rischiare. No. Ascoltate. Andiamo a fare un patto. Vi aiuto a mettere il bastone fra le ruote. Non mi preoccupate che non voglio niente, né pensioni, né terreno, quelle sono tutte cose. Perché padre, non lo sapete, no, di quanta chi ci vai appresso. Signora Olga, mi dicesse la verità, ma con lei mai niente è succeduto? Chissà la mia disperazione, proprio chissà, non è succeduto mai niente, che mi ha rifiutato sempre. Ma tu che pensi? Ah, se no, che stura! Ha voglia di trasferirci da farmacia a cattare sacchetti di plastica piccoli. Comunque. Ascoltasse a mia, signora Olga, questo biglietto non lo teniamo oggi. Però lei non va a sapere niente, No. Ah. Sì, facciamo così. Almeno ne consoliamo a vicenda. E poi, il 12 che si sente fuoco. Il sogno paglia. Avete dopo da domare. La voglio vedere tutta. Comunque, più ora me ne vai, mi raccomando però. No. Mi raccomando, reggetemi lo yocco. Arrivederci. Sì. Ma come fa? All'inverno sempre. Ascolta mia, aspetta che queste me le servo, che poi ce lo dico io. Sì, sarbale. Non ci facciamo capire niente. Ora parliamo con Santo, parliamo pure con le marite. Perché pure io devono essere d'accordo con se maritare. Ci mancasse che Tranne che sua moglie Donatella non fa la furbarella. Solo questa ne manca. Ascolta la soro, non potremmo rischiare di perdere questi 4 soldi che aveva salvato. Ora, dopo tanti anni di sacrificio, arriva una che ci lava e ci stira e ci piglia la metà. Te lo dico io, che isso non succede. Ah, vero. Sai che ti dico ora, che a cercare di portare Nillo in già. Prima se ne va ridro, ora noi lo portiamo in giornata con il nostro piacere. E pazienza, la soro, un po' di sacrifici. Prima lo facevamo senza che lo volevamo, ora vedete? Ah, vero, ma in già non portiamo, non ti preoccupare. Ogni volta a me c'è aumentare la sua pensione la diminuiscono. Come mai, papà? Che ne sa come mai? Comunque, natreniamo e più tardi veniamo insieme al santo. E gli vengo come marito. Pure io vengo come marito. E com'è che pensassi di venire tutti insieme? Dici che a vostra condividono. Paroccia da dire alle vostre marite che la pensione è della Calaro, Senti che a chi non ci interessa niente, anzi, se non ti basta che tu parli, che noi ti diamo una manuzza. Sì, papà, basta che parli, che lo sapevo che anche che uno è solo in giuingia, di sardo non basta nulla, lo sapevo. Vabbè, ma tanto tu non sei uno che basta stare solo. Sì, solo. Solo voglio restare. Andiamo, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Va a fare una sorpresa. Solo. A me lo sanno macchiare e mecine e devono cagliare restare solo. Zede, ce l'ho tu.
Speriamo che venisse una bella ragazza. Ragazza, insomma, signore me. Ragazza proprio no, ma una bella femmina però. Assettate, ci sta l'agenzia? Ce lo portai, c'è lo biglietto, Ce n'erano vedovi che aspettavano, Tore, seduti. Che me lo scordavo lo biglietto. Come che te lo scordai? Ma che dici? Che sta dicendo? Un'altra volta. Ma vero fuso sì? Ma vabbè, sogno fuso del nome, ma ti posso dire, assicurare che me lo scordavo qua. Che ti venisse un centupede in la panza, Sì, immagino. Ma di qui, va. Ma io in capo al tavolino non metto niente, Tore, come dici niente? Ti dico che era qua e scriviamo un'altra volta, che può fare? Non caire. Che scrivemmo, che scrivemmo? Quando tenissi qua non c'era niente, Dici tu, io posso assicurarti che lo lasciavo in capo. No, Io pensavo che tu già te l'avevi portato e che già l'agenzia l'aveva notato perché già mi sentivo accettato. Senti che mi appare. Lo scriviamo un'altra volta e ci lo porto subito. No, che scrivo, e se lo trovano là, no. Io sono sicuro che lo biglietto era. Cercamolo. Chi cercare? Cercamolo, Caera. Non c'è niente. Ma A re lo potremmo scrivere. intanto Gesù. Che ci fu? Chi è? Per fine a due cose spereve. Due cosa chi? Lo discussione ci metteva la banana. La banana! Chi è? Scrivemmo la re, avanti. Aspetta che ti piglio la carta. Forza, scrivi. Kai. Va, scrive, Tu io scrivo. Detta, per favore, ma manco sai ciò che c'è. E ancora non lo scriviste tu? Andorra. Anziano. Non troppo anziano. Non troppo Con buona pensione. anziano. Vedovo da anni, ma sempre arzillo. Sempre arzillo. Sempre pieno di amare. Arzillo. Pieno. Sempre pieno di amare. Cerca donna, Cerca anche vedova, anche vero. Donna, ma non troppo anziana, ma non troppo anziana. che sia Arzilla, disposta a rimanere disposta. sotto il tetto coniugale Sotto il tetto coniugale. e sotto il letto coniugale, Ma manda a Pauletto però. Da Pauletto ma. per vivere Per vivere insieme disponibilissima, con due S. anche G, di amare. Amare. Essa è allora ciò sia possibile. E chi sta sulla Metterci un poco di virgole, un indirizzo e portacilla. Forza! Sai che ti dico Torì? Che prima di portare i Cilla, passo nei Leoni, ci faccio 4 fotocopie.
così non c'è pericolo che si perdono. Va. Ciao, dottore. Va. Signore me. Meglio che resta solo questo, perché da quando gli è fuso, se sei marita che c'ha a fare la moglie, che c'ha a fare, ditemi lo faccio. Io penso che lo primo biglietto l'ho perso io e disse che se lo scorda. Insomma, però che bello quando uno resta solo alla sua casa senza che uno ci rompa la testa. Ciao papà! Salutiamo papà. Lo vi un po' comuscio papà. Certo, per forza possiamo restare solo. Solo voglio restare. Papà! Noi vinnemo per ti dire che Nino, dopo tanto riflettere, decidemmo che te ne può bene rinciare in altri. No, mi dispiace, entra le case di te e di tesoro già ci stai tassando. Io voglio stare alla mia casa, voglio stare. Non ti nervare, lo marito, se no ti vieni a Ah va papà! Chi è? No, non ci vengo io alla Perché vostra stare solo? Non ci vengo, io voglio ora che restare vedi tesoro, poi solo. vedemmo. Lascia capire tesoro. Buonasera papà. Sera. Salutiamo, papà. Come mi chiami senza difficoltà ora tu, eh? Prima che te ne usciva sta parola a papà, a tia, ti veniva la diarrea, ti veniva. Papà. Buono, a chi stato? A chi tu la diarrea ti ha mangiato come? Senti papà, io e Calogero, dopo una lunga riflessione, abbiamo deciso che tu solo non puoi stare. Visto? E sono tu. Papà, in fin dei conti capiamo che ne manca veramente, va. Vero, ti dico, va. Signore me, vi presento le mie due genere. Mira Calogero e Nino Lanza. Mira Lanza, le belle prodotte, pigliatevele! Papà, ma ne manchi veramente però. Ah, vero. Papà, parisse una babbiata, non è la verità, papà. Papà, ascoltami, potremmo fare 6 mesi l'uno. Giusto, perché un mese già per Bossia può essere stancante, papà. Bossia merita di stare bello comodo, serbuto, riverito e coccolato, papà. Tutto quello che prima diceva io, ora lo dicono io. Papà, tutte cose già accattiamo. Un materasso ortopedico. La televisione. Le carte siciliane, papà. Un borotalco. E la pizza non la accattiamo spesso, papà. Va. Non ti deve affaticare di niente. E quando ci sono cose di sprugliare di libretto, di pensione. Ci pensiamo tutto un altro, tu non a fare niente, a stare tranquillo e rilassato. Veramente così ci volesse pensare io, va. E poi non mi va di non mi affaticare, io mi voglio affaticare, ma mi voglio affaticare solo alla mia casa. Voglio restare solo. Papà, ma ci pensi mentre che mangi? Ti va qualcosa di traverso? Che ti la piglia subito l'acqua? O mentre ti fa lo bagno uscire che ti rompi la carina. O lo so sacro, o lo femore. Ho lasciato un coglio, un bacino. O mentre dormi e cadi? Che ti aiuta a suscitare in terra? E quando la preme forti, tu è che ce la mette alla sua posta, papà. Mi ti risposto. Che O sogno mentre cammini casa a casa, cade e ti rompi una lamma. Che sogno sfortunato! Ma perché non venite tutte qua a fare in culo? Ma che è? Sì, signore. Lo facciamo per
Bossia, non volevamo che resta solo, in un momento di sconforto, cuccia a dare comporto papà. Me lo io comporto, che mi chiamo Turillo Comporto. Papà, ma perché sei così testardo? Io resto alla mia casa, solo. Anzi, in compagnia, perché se volete sapere, io mi marito. Ti marite! Si marita. Cucco! Pappalardi. Su papà, a che non riesci a fare queste 4 sorte? A che ti assai? Santo, se tuo padre si vuole sposare, a noi non ci interessa. La vita è la sua. Finiscila di parlare italiano perché non c'è bisogno. Santo, ma ci pensi tu a nella nostra casa al posto della mamma? Io sono aggiornata e preparata in queste cose. Io leggo e guardo la TV. Fotoromanze e telenovele. I servizi vi aspettano. Santo, i servizi aspettano Inda, dicillo. Non è vero, perché io quando arrivo nella mia casa mi metto subito a poliziare, la mia casa brilla, avanti. La tua casa brilla, tua moglie sgrilla e tu sei un brambilla sei. Stai pittia tu. Prima mi vogliamo portare Inda, ora invece manco volete che si marita. Ma siete veramente facciole veramente, tutte quante. Sì, siete faccioli e ghiaccioli, tutti e due faccioli. Devi sta bene l'occhiolino che sta. Calmatelo marito. Ma ho capito, non era che difendo lo socio, la musulmane, cosa Che succede? Menora Donatella pizzica buona. Dalia chissà di quanto è pesontosa, va. Faccioli si capace. Ma tu così, per dire che me faccio si può maritare. Lo sai chi è cattiva, non ti brucia, chi ti dici? non ti brucia. Mi sta scappando la pepe. Ma te l'hai detto sempre, la carne è carne, lo brodo è brodo. E chi c'ha da bruciare? Tanto non c'è brucia niente, quando abbiamo manco figli. Davvero? Fatti no, e ti si tu cosa con te a te. E ma sgasciate la mucca, pensa le lotte. Che per te ti dare il figlio no? Poi sgasciate la mucca, Calmati, ora ci penso io, calmati marito. Ma siete veramente egoisti, che pensate sempre all'interesse e siete pure troppo chiacchierona. Ma lo vedete se fossi la padrona di casa, ve le basta tutte le chiavi e le lascio sull'assando, con non me la bocca manco per parlare su mio marito. Certo, con io menta come tia, come la capire la bocca per parlare. Che vuol dire? Santo, parla santo. Dicendo faccio cose, ma perché non parli? Ma fatta amante, parlo. Non vede che sono convinta che sono io quando faccio parlare. Giusto dice mia moglie, ma ti siete faccioli e ghiaccioli, pensate solo all'interesse, avete la lingua tanta. E se fossi io, il padrone della casa mi levassi la chiave e levassi solo a sfondo, andavo la bocca per parlare. Che ti dice? Pensa perché io penso. Sì, un burattino sei, un buono. Usate le cattive. E ti ma come una bacchetta, ti ma come Pensate per battere ma tu da sé. io con mia moglie la dicevo, e battere stessa con te tutti. Ma chi pone? Ma chi mi rappresenta la tua casa? Ma non trovare sta chiesa. Poi non capisce che fa l'interesse, cretino. Sì, il papà si rimarita, la metà del terreno, la metà della pensione e la metà delle sorti. Resta la mattina, cretino. Annate, sto cose non interessano più. Dicelo santo. Andate, queste cose non mi interessano, dicelo santo. Avanti, che ti interessa a te? Ma pensa perché ti ha detto ma. Avanti. Queste forti voci che facevo. Ah, Peppino e Capolianetti. Niente erano papà. E ci ho sacrificato con questa situazione. Niente l'hanno. Fare sempre tutto a fare. Come avete santo. Date vedere. Vero?
Se volete sapere io e mio marito, hai tutte cose pronte, hai. La moglie è pronta, il ristorante è pronto, l'albergo pronto, le cure pronte. E a parte non mi mettono, non mi metto, io metto solo a minore Donatella e a mio figlio santo. Ma quando mi suona? Grazie papà, ringrazia. Grazie papà. E se devo maritare il marito, papà, ma che ti difendiamo sempre, vuol dire che ce l'hai spunta ancora. Papà, non finiamo, poi parliamo senza faccioli per i piedi. Pure un attimo, e poi parliamo senza pupe di pezzi e burattini casa a casa. Papà, e siete potuti riflettere, Vicino. A di seguire le consigli delle figlie, papà. Delle figlie femmine e delle iennere, leali, onesti e sinceri. Conosco una. È che un pretende non entra, papà. Vabbè. Pezzo di bavatone. Sgraziato. Aiutaci tu a raspallo. Va bene, ma aiutaci tu a raspallo. Vanno sempre contate, papà. Papà, non va a scusare, ma noi non è che abbiamo le sue difese per scope. Però ne sappi che non ci capiamo che un vedovo che ancora si sente arzillo. Io non è che può restare solo, dicilo santo. Papà, se devo maritare il marito, non ti difendiamo sempre, vero santo? Quando vai il figlio una cosuzza che va cattata in zocco pulite, No, papà, lascia stare che poi suo figlio ci pare che veniamo solo per scroccare. Papà, lascia stare che poi mi sono, ci pare che ti scocco tutte cose io e mia moglie, per favore. io lo sai c'è un zocco pazzo. Santo, ma quando sei cretino, santo? Avastava una volta sola ce l'avete a dire. A momenti si convinceva vero, da fare più furbo, santo. Anzi, visto che lo stiamo difendendo, dice che si marita. Almeno poi alla sua morte, cioè ti pensa che sa. Disgraziata, se manco mi farà la bocca per non mai dare Ecco qua. Grazie papà, però le da sta mia che io le facciamo stare meglio. E se si vuole maritare, papà, si marita. Papà, maritate, papà, non è che ti difendiamo sempre, papà, però alla tua morte pensami, papà. Prima che moro io, ti rompono le corna tu, vedo. Va bene, va bene. Monenne santo, cammina, monenne. Aspetta, una cosa c'è. Papà, però, lo sa che ti dire, chissà ce le dire. Siete marito, papà. Sta attento, un basta che fa un momento come un tesoro, per favore. Povero figlio mio, come la riducine. Ma io mio l'ora che mio marito. A così sogno in compagnia, mi prepara per mangiare, mi prepara lo bagno, le robe e poi cerimonia però non ne faccio, alle mie figlie ci disse che la faccio, ma io non ne faccio, o me ne ci più solo. Quando mi rilasso te, va. Ciao, Tori. Casi, aspetta. Tutto fatto. Tutto fatto, Tutto fatto. Il titolare dell'agenzia mi disse che ce n'è una pronta a disposizione, però cerca un vedovo bello, arzillo, con una buona pensione, pieno di grana. Però non si facesse comandare delle sue figlie. Mi trova precisi. Allora, il titolare dell'agenzia mi disse che ci potremmo ir quando vuoi. Poi mi fece vedere la fotografia. Già, vero, com'era, Beggia. Beggia e tisa, bella vispa. Vispa come a mia. E lampedine come la via, Lampadine. Le lampedine. Che sono le lampadine? Le lampedine, Le lampadine. Sì, veramente non si vedono, era messa a braccia concerti. A braccia concerti. Che mica il fotografo si piglia? Come?
Abbraccia concerto. Abbraccia concerto. Aspetta. Non credo che via le lampadine a basso consumo. No, però a prima imbrundera, a prima vista ti posso dire che è buona per essere combinata. Sì. Il titolare poi mi disse che è a disposizione, già pronta. E se tu sei disponibile a vedere, anche domani vi potessi maritare. Vabbè, per ora vatinne che lasciami solo che mi concentrare. Sì, mi raccomando. Queste lampadine. Ma concentrare, perché voglio vedere come c'ha a dire, di come la pigliare, di un la pigliare. Mi dissi, non la può pigliare, la pigli. Importante è che per queste lampadine ci fosse un lampadario buono, perché non si sa. Quanto mi rilasso vecchia va? Non si può. Dove? Boh, nella cavalla c'è. A quando che sogno affacciata sta finisce? A con tutto si già strennesce che c'è stato? Ma anche potuto venire. Ma ora che sei solo, non ti lascio facilmente. Tore, divento una tigre. E tu così? Dici Millo che sei l'omeleone di Millo. Io mi scanto dalla tigre e dall'olione per no. Tore, ma talia che bella roba che c'è là davanti e va cercando fuori. Tore, senti, tu ti mariti a mia, perché a sapere una cosa, la preferenza prima tocca alle confinanti e siccome stai giusto presso di tia, tu ti mariti a mia. Certo, se poi io non ti voglio, è tutto un altro paro di maniche. Ma siccome ti rosico, ti sporco, non ne voglio pizzoni, voglio solo a tia. Non può essere. Perché tu eri amica di mia moglie. Lo sai perché su? Pure tu eri amico di mio marito. Ormai che ne sono mangiati di leverma, me ne caga, ti faccio ringiovanire di 20 anni, bene. Ma che si piglia? Che il peperoncino si piglia? Fammi riflettere. A riflettere. Avanti. Senti, ascolta. Passano domani ti do la risposta, avanti, va. Passa una domanda. Sì, vattene. Io facciamo così. Dopodomani mi do la risposta. Però non mi devi deludere. A secondo. Anche perché da ricordare una cosa. Che cosa ha visto a finire la luce? Queste lampadine di qua all'oscuro non lo vedi, no, non lo vedi, no. Ida lo piglia lo biglietto. Ida lo piglia. Meno male che domani sogno già maritato. Per lampadine aveva ragione. 300 kW là. La signora Olga Cavalla. Ma ve lo immaginate chi sta ancora a mia perciò? A quella potessi spiccicare più. Ah, Carmela. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Carmela. Non mi ci metto una guida, no, non mi ci metto. Tu che decisti? Con chi di lontano sì e con le vicine no. Non ti preoccupare che io me lo ricordo sempre. Io lo saccio che tu non lo sopporti che io resto solo, ma nella mia vita c'è stato sempre tu. Prima. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
and just a gigolo. And everywhere I go, people know the part I'm playing. Chi duca ma brucia mia, e che al municipio non calcolare un idea, manco come faccio. Ma cercare di chiudere completamente le rapporti. Ma se no rischiamo di perdere anche lo picca. Picca, meglio picca canente. La signora Concetta sempre viva. Ma che razza di cognome è chissà? Era sì. Aspetta. Lo vedessi o papà come la chiamava? Citta. Era signora Olga mentre veniamo qua, mi tagliamo con due occhi sbarrati. Se ne poteva ammazzare, astorava che eravamo morti. Sicuro. Comunque, ma cercare di levare Nilla di mezzo il più presto possibile. O se no, fare orecchie di mercante e aspettare il momento giusto. Non ti viene in testa. Io ne faccio orecchie di mercante. A chi sta roba, non ce ne faccio portare. Questo è poco ma sicuro. A me, per dire la verità, non mi piaceva. Non mi calasco la vita. C'è troppo mariolo, troppo. Ma anche a me mi piace lo cognato, sarà come maniera scuccuna che da che è. Non mi piace. Capace che si resigna all'hotel e mangiarci tutti i sordi. Sordi che ne potevamo trovare in tale nostro punto. Però si sente, sento un cielo, si sente. Non capisci niente. Ha voglia di già andare a farmacia. E cantare la sacchetta di passa conmigo. A chissà, non ci faccio godere niente. Se ne va a dire sulla talmente stava a stoppare, te lo dico io. A mia, la soro, mi parsi una babba casa. E poi, con mio mesoro, che ci fa? Ah, vero? Questo è tesoro, non ci può. A caso. Rumori c'è. La casacchina c'è. Ciao, papà. Tale, corse che figero per mi aiutare con la valigia. Ciao, papà. Ciao. Una vasatedda. Ciao. Va bene, dica, papà. Prosit. Salutiamo papà. Non c'è bisogno che ne tocchiamo. Dure, salutare a tia prima. Prima a salutare la mamma, a mia moglie. Ma cigna peggio la camiglia. La stavamo salutando subito. Vero, prima dopo, non era lo stesso. Non è lo stesso. Lo rispetto si vede anche in queste piccole cose. E la prossima volta salutiamo prima Bossia. Certo, salutate prima mia perché ve lo disse vostro padre. No, perché vi viene di Lucore. Comunque noi ne volessimo riposare, va. Sì, lo capiamo che siete stanchi, va, veramente. Come mai era a questo orario? Venimo per levare qualche cosa di mezzo. Non c'è bisogno più né di lavare e manco di stirare d'ora in poi. Certo, perché d'ora in poi lo papà non è più solo, vero papà? Le lavanderie, perché ci sono? Le cameriere, perché ci sono? Queste sono cose che d'ora in po' nell'ammabbideria è mio marito. Io e mia moglie. Piuttosto dove le chiavi della casa? Nella mattina non credo. No, per sfiducia, ma sto già si rinnescere a qualsiasi orario. Mi può dare fastidio. Giusto, se già se ne esce a qualsiasi orario può dare fastidio. Minchia, come un cognato santo si afferire, così. Giusto, la lavastoviglie, un ginnè, vi late a cattare. Poi pigliativa una, chi vi lava e chi vi stira. E che entro poi questo callo che c'è, pigliativa un'altra che vi rifresca fino a luce di vetro. E le chiavi dentro, ve le dammo, ma intuitevi bene, è un capito annuggio però, Ma lei cui è? Che manco tempo di già si vuole sparazzare delle figlie. Ossia, anzi lei è un'estranea, anzi peggio di
è strana. Anzi, ma che esisti proprio, va? Lasciami. Si macchianano li 5 minuti. E se mia, macchianano li 10 minuti. E se mia, macchianano li 15 minuti. A 5 minuti la state portando a un'ora, la state portando. Buono. Papà, ma lo capisci a chi sta come un dettaligge? Io li detto intra la mia casa e con me marito. Bacchettone. La volete finire ora tutte quante, eh? Lo sa che vi dico? A Moninne, prima che ne rovesciamo quali cameriera, ma polizia sempre A Moninne, buono, non ti nervare che ti smorca, pocchiotta. Non sento da fare nascere. Certo che ha figli capitane. Ah, di essere tu manco scherzi, paro generale. Ma Dore, ma non è che possono già si rinascere, quando vanno idere. Giusto è. Non è che possono già rinascere quando vanno id. E poi, specialmente con questa fame che hai io. Ci giorna, a me facessi col carico fino a spartuto danno tesoro. E a mia la fame mi sviluppava a ciossare. Dore, purtroppo tesoro, quando sape che ci sono io, kid, per forza si va a curcare con mia. Speriamo con me ne manca. Mai. Sapendo che sono maritata, kid viene più spesso. Io che mi curcare solo, ma curcare. E quando c'è Ida purtroppo è così. Ma avevamo tanto tempo. Avevamo tanto tempo. E a mia come va a dare a mangiare? Che sogno stanca. Meglio che ne riposiamo per Sì, riposiamo. A così possiamo più rilassati. E ne viene meglio. Io sogno rilassato, sgrassato, eccitato. Dore, amma sistemare sto fatto delle tue figlie. Che fu? Troppo dura fu? Più tardi le chiamo e facete la pace. Pensiamo alla nostra camadora di pace. No, non può essere, no. Ma chiamali ora, Dore. Risolvemmo sto fatto, a così fa. Avevamo tanto tempo per pensare a Natale. Va bene, scappo e subito vengo, perché io non mi trattegno. Perdici te chiede tempo, spiegaci come dire d'accordo. E che è un sogno tinta. Non ti preoccupare, sogno preparato e sempre eccitato. Listo, va. Pronto? Io sogno la soro. Ancora di preciso non lo sacciano, se lava la posta, lava la banca, ma un bello mazzone di soldi lava di sicuro. Non ti preoccupare la soro, che subito tutte cose scopro. Mi disse che aveva un pezzo di terreno. La casa, non mi dispiace, no buona io. Non ti preoccupare la soro, che tutte cose ci scippo. Anche te credi tu che dopo 4 mariti un sogno pratica? Ci disse che quando ci sei tu, per forza andiamo a curcare insieme. Sì, la soro, le figlie, nave 3, due le conoscevo, parino due capitane, ma con mia l'orecchia l'hanno a calare. Sì, le marite, uno più cretino dell'altro. Uno si raspa sempre, l'altro ha un dicchio. Vedi che quattro. L'altro mascolo è ancora non lo conoscono.
Peroni, capivo una minchionato preciso. E vabbè, va la solo, ciao, poi ti chiamare, ciao. Buongiorno, posso trasere? Prega, già sì. Ah, che vuole? Piacere! E sogno Olga, la meglio vicina di casa di suo marito. Me lo immagino. Ogni tanto ci viene a faccio, che me comare che vuole. Mi diceva, Olga, vieni spesso, e perché le mie figlie non è che vogliono venire sempre. E poi mi diceva, lavaci le mutanne. Si leva mutanne, ma mutanne lorde però. Ce l'ha visto. E che è disordinato quando si fa il bagno. Si sapesse, lascia tutte cose per i piedi. E vizi, quanto vizi chiave, quanto soldi che spendi per giocare. Quando vivi poi non capisci niente. E quando si imbriaca. No, signora Concetta, io non ce lo posso contare, no, chi tu che me la va a contare, perché vinne? Chi ce la va a contare? Vuoi sapere? A me comare mischina di crepacomore. Mischina. E poi Turiddu si voleva mettere con mia. Ma io sempre lontana dal matrimonio, per amicizia vengo. Mai e poi mai per matrimonio. Anzi, se lei ci domanda che lo voleva, il nega. Perché ci pare male. Anzi, lo sa che dice? Che sono io che voleva Iddu, ma vedi che cose, ma vedi cose di foggi, ma... No, sotto questi aspetti è proprio un tragediatore. E poi, se lei ci domanda se bevi vino, che mi dici? Ci dice di no. Praticamente dici tutte cose al contrario, va? Signora Olga, io spero che con mia si mette la testa a posto. Ma difficile mi pare. Ascetta, a momenti, vi ho lasciato la vecchiaia. Ma quale vecchiaia? Comunque, ne vai. Però se avessi bisogno, mi raccomando, non esitassi. No, onesto, l'accompagno. Speriamo che diventiamo buone amiche. Come no? Ottime amiche. Sì, l'accompagno. Olga, te ne sai dire no? La sa che sei qua, eh? Piccave. E se vuole, si può restare una giatantina. No. Avevi che fare, l'aspetta alla finestra. La finestra. Me ne vado, ma ci vediamo in seguito. Ciao. Sì, sicuramente. Ciao. Dure. Ma siete buoni amici con chissà. Buoni amici. Una che mi volia, ma io non la sopporto. Torina, vedi che vino con mia una bivere. E io sei il mio sogno. E quando ti fa il bagno, bello sistemato. Certo. E la biancheria intima. Mutande, casette, canottiera. Chissà, va cangiata ogni giorno. Certo. No, che tu volessi tu fare ogni giorno la diritta e l'umana la reversa. Beh, da magica, tu prefassi non me ne hai capito mai. Che ne si cosa? Non si sparano. Non me ne hai capito mai. Tale, Dure. Come finì con le tue figlie? Mi dissero che ora venno, incontravo a Donatella, mezzo la strada, e mi disse subito sono qua. Voglio vedere però quando avremo lasciato tempo per Naggi, voglia, avremo tanto tempo. Avremo tanto tempo. E poi stare una vita insieme. Una vita. Ma poi stavo pensando una cosa, Dora. Non è che le tue figlie devono stare fuori a pista casa. Per le sordi casalbate, per lo terreno. Zocco, io e me, io e to. Zocco e me, e to. Zocco e to, e me. Però, ancora non è come detto, quando l'avevo salvate, e non l'avevo salvate. Se tutti con questi con tesoro, non abbiamo avuto il tempo di parlare. E purtroppo quando c'è idea così, non
ne potremmo porcare insieme, non potremmo parlare, non potremmo fare niente di niente. Andiamo a fare tutte cose dell'esto allora, amonine, va, amonine. Voglia, avemmo tanto tempo. E poi Ture, ogni tanto da bene. Ogni quanto? Durante il mese può bene le 7, 8 volte. E per quanto giorni? Piccè, 4 giorni alla volta. Passare un mese. Agghiacciavo, perciò agghiacciavo. Che sei esagerato. Auguri papà, ti faceste fare l'auguri. Ciao. Auguri papà. Ciao. Auguri mamma. Grazie. Auguri mamma. Grazie. Ture, chi sta mi chiamando subito mamma? Lace, Magigna. Non ci avete dare retta ai miei cognati, che chi sono due vipere, santo, come sono le tesoro. 2 vipere, santo come tu, 2 vipere. Ha visto, per dirlo pure il fratello, senza che nessuno ci dice niente, vedi che c'ha. E poi, oltre a essere 2 vipere, sono 2 gelose, non lasciano vivere, santo, come sono le tesoro. Oltre a essere 2 vipere, sono 2 gelose, non lasciano vivere. Che sono solo pensavo, non te lo dici. Va bene, poi continuiamo. Che duci stan'ora, Ture? Brava Donatella, lo sai che ti dico? Vieni più spesso, vieni a trovarmi in Cassanica, così ne contammo tante cose, stammo in compagnia e diventammo ottime amiche. E chi ci piace? Che bello. Bello, vieni il mattone può venire a trovare. E gli mordo freddo qua così. Comunque, una giorno ne andiamo, che mi chiede a cattare il lavello, ma poi venire, mamma ne bene, santo. Mamma, se hai bisogno mi chiami, perché io sono un marito modello e l'aiuto sempre. Bravo, così si fa, bravo. Ture, brava stan'ora. Ah, no, la brava. Non mi pare l'inguto come No, andate. non è l'inguoto, ma se tu sei sparti a meno ramategno però. Ture, mi vai a dare una bella rinfrescata e poi più tardi mi faccio una doccia. Aspetta, ti aiuto a lavare le spalle. No! A che ti pare che non ci arrivo? Ah, ci arrivi. E poi E poi. avremo tanto tempo. Ciao Ture. Ciao. Avemmo tanto tempo. Tra i miei figli, tra Olga, fra Menora e fra Sosoro, io arrivavo qua come un cetriolo. Ciao Tori, Assettate, come siamo? Ma insomma, Consumaste voi? consumato vero sogno. Dimmi. Conta, come fu? Maritati e poi lo sa com'è. Oh, bello. A me mi piace che me lo contano altri, che è bello. Tutti che contano che ci piace, ma poi vorresti dire che ci piace. Ma le mie sordi restano in sacchetta, non se le mangiano giù. Senti, vedi che appena solo che ci rompe l'uovo al paniere. E perché non si mette a posto giusto? Buono, va, ascolta che fare. Appena viene, io te la presento, a così tu mi lasci l'argasia mia e poi te la può anche maritare. Oh, chi solo a te sa la picchiare se fu niente. Ora mio marito no. Buona. E la tua mogliettina cara, dov'è? Si sta lavando. A quando ti trovo senza dita, a cui trovo qua, a te compare Pepe. Ma che sento un mangiasciumi? Sembra Ma mai dico, ma perché non ti va a fare una bella camminata? Che io e tu riddu avevamo tante cose di dire e di fare. E gli che fai? Niente Pepe, da muovere il gioco. Ma che cosa sapere? Da muovere il gioco Pepe.
vedremo già come a fare ora. Ma mi senti caudo tu, ma vieni già a fare, va. Vai, non con la panza, vai. Va. Tore, ma bene qua, mai dico, ma lo vedi che chissà che ti sta a caricare? Un nave barcuni, un nave lampadini, o meglio, le lampadine lave, ma lave tutte asciuttate però. Ma lo capisci che chissà ti vuole rusicare tutte cose, la pensione, il terreno, e poi lo sa come ti va a lasciare? Come un cittolo. Finiscila che ti senti, finiscila. Tore! La signora Olga è! Sì, signora Concetta, la signora Olga, sogno, vinni per lei, per ci fare un poco di compagnia. Ah, grazie. Ora vengo. Ci facessi mentre te chiedi compagnia a me marito. Sì, e facessi con comodo, si sciacquassi qui, quattro volte, proprio come se fosse a casa sua. A casa sua. Olga, vattene, Olga. Ma chi se ne sta fottendo di te, lo vuoi dire? Non è vero, chi da mi vuole bene. No, se ne sta fottendo. Perché a camore entra la doccia? Ma mi facessi sciacquare le spalle di Tia. Ti vuole scippare tutte cose. Senti, lo sa che a fare? Una bella scommessa. Se è vero che ducate di qui, tu ti metti con mia. Se non è vero, giuro che te la stumpaggi per sempre. Va bene, ci sta, io vattene. Forza, affare fatto, forza. Prima me la metti per iscritto e poi me ne vai io. Te la mettere per iscritto? Sì, per iscritto. Se è vero, Guido, che dici, Olga, io me la marito. Va bene, te lo metto per iscritto. Te lo metto per iscritto, Sì. abbasti che te ne va. Sì. Abbasti che te ne va. Te lo metto per iscritto. Scrivi. Io mi prendo la cavalla E Olga Cavalla. lo stesso, ne capiamo preciso. Capiamo. La cavalla quando c'è la fai saltare tatà. Sì. Sempre Sempre. chi ha fatto la prima. Sì. Avanti. Bravo, Dammillo. Pigliate su cosa e battendo. Questa cosa al più presto sarà il mio. Va bene. Solo così me la potevo levare d'ingodo. Povera pazza. Ci pare che mi maritavo per farmi fregare le soldi. non è Olga. Se ne aveva che fare. Ma dimmi la verità. Tu Olga la voleva, tabà. Mai e poi mai. Sempre Ida mi ha voluto. Io non l'ho mai sopportato. Mutanne assate non lavato. Chi ne? Mutanne. Ma quando mai Ida mi ha lavato mutanne a me? Ma finisce la cosa domanda, va. Pensa a mannaggia, va. Va. Hai una fame. Mi ha fatto un panino. Panino. A me mi piace la mortadella. E ora scendiamo e la cattiamo. Cugetta, non lo vede che caldo che sento. Si pendolia? Manco dei climatizzatori ci fanno tornare frescare. Ora lo capisco. Lo capiste? Avemmo tanto tempo. Piuttosto. Tore.
Aspettiamo tanti chiedi. Settimana. Chiacchieriamo come si dice la nostra età. Ah sì, è che sono solo un arrestato. Prima mi diceste tutto quello che metto, Sì, tutto quello che to, e me, sì. e ancora, nega me l'ha fatto via. Quant'è che dico sul discorso? Quant'è? Avanti, pronto? Che capisci? Che capisci? La libretta! Cammina! La libretta. Ma pigliami la libretta e me la fa vedere! Ah, la libretta. La libretta! Parliamo del discorso. Aspettiamo, cavo un bello mazzone di sarde! Ecco qua. Ecco qua. Ante. Pensavo a Chiassane. 38.001. Sputaci. Dore, sono sicura che erano Chiassà. Che le tue figlie se ne mangiarono poco. Non ti preoccupare, lo marito. Dore un po'. Pensa a tutte cose, tegno tutte cose sotto controllo io. Dore, lo sai che ti dico? È arrivato il momento. Sì? Il momento. Sì, pronto. Che ti va a fare una bella doccia. A così ti prepari per stasera. Capo. Stasera. Stasera. Castelli di fuoco. Piccuna, va benissimo. A me solo le contare. Pronta? Io sogno la soro. Sto vecchio rimbambito ave 38.000. Sì, nelle mani la libretta. Babbo, ave tutti i soldi garbati. Essere chiassa la soro. E che le figlie ce ne mangiarono a poco. Tu teniti pronta, che casomai piglie bene. Lo mannavo a fare se una doccia, lo mannavo. Povero illuso, a restare come a brava amante, con una mano una re e un'altra una amante. Sciarriato con le sue figlie e competito. Poi la suora, che ne usciva una, Olga, la vicina di casa. Sì, ha sbagliato numero. Salutiamo. Arrivederci. Buongiorno. Vieni Muca, dice che ne volevamo parlare. Sì. Io decidevo di vi parlare. Ma per mia che troppo cose decide lei. Ti ci deve abituare, cara figlia. Non sogno vostra figlia. Anna Moieri? Con capitano, caro Ennero. Io non sogno vostro Ennero. Che state facendo, contabilità? Perché mi avete in mano sta libretta? Mio marito ha deciso che io, e solo io, da questo momento in poi, devo amministrare i nostri soldi. Sì. Allora, chi c'è? La mamma mi chiama per dire che fa l'amministratore. E che di condominio. Arrivite, che all'ultimo chiangite vi sta bruciando. Ma lei è una provocatrice. Io portavo le cannole per fare la pace e non tutta questa maniera. A quale cannola? Mi dicesse un nome padre.
Si sta facendo la doccia. Poi si profuma. Perché si va a preparare per stasera. 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 Le patrie, avevi gli occhi chiusi, ma che ci potti vedere in chista? Che ci potti vedere? Civitte. E se l'avevi chiuse, ci le faccio gravare l'occhio. E sta libretta, d'ora in po', la tattagliare con un cannocchiale. La vuole sapere una cosa, Lei di Caingia se ne va con l'ossa a questi belli rutte. E se mi sono ci ruppe l'ossa, io ci scippo la lingua e pure la testa. Sì? L'occhi e lo naso, vedete? E gli si è dato il brato in culo che su cui si fa diventare chiatto chiatto, sta facendo. Come mi piace quando vi rodite! Ora, fuori della mia casa, che io e mio marito stasera andiamo a fare castelli di fuoco. Nati di scemmo. E che? Vi faccio nascere fuori. Subito. E a tia, questo mangiaciume, te lo faccio sbrugliare e chiossare. E a tia, questo tic, te vai a fare venire e chiossare. Disgraziate. Midiuse. E che? Vi faccio nascere subito. Ora la vedete. Scusate, non posso fare niente di queste cose. Ma ammazzaro! Ma seggiaci! No, seggiaci. Parsa, la parsa. Dove l'hai fatto fare? Parsa. Si mi chiamavo per mettere la base. Ora a chiamare il marito. Ora! La vasca stava d'indietro. A meno male che gridaste. Non mi ho detto gridare, beh. Che mi dissero, mio padre non ha bisogno di una femmina. Ah, io lo dissero. Mi sta venendo la cassetta, mi sta venendo. Le scarpe. Io lo sanno che mangiare a vicini. Pigliami le scarpe. Non lo vedi che mi scalza la borsa, le scarpe. Questa cosa qui c'è poco, che fa? Mi posso colare io? E c'è cane, c'è scene. Lo sangue c'è le scene. La cosa so. Ma E poi facciamo stare lo bagno. che botta di cola. Con c'è? Dove? Ti soppiaro? No, meno male che arrivaste in tempo. Arriva un picciottino. Sa che fare e ma dare conto. Domani stesso levaci subito le chiavi della casa. Lo vedete che succede? Vabbè, va bene. Cammina lo marito. Va, venisci ti dite fare lo bagno. Va preparati di per stasera all'est. Per stasera? Tu non ti preoccupare che io di Finero devo fare l'esperto. Finero. E vai a continuo, Sì, all'est, va preparati, Sì. Io sono esperta, ma con mia toccare duro. Hanno arrestare.
povere, deluse, fregate e bastoniate. Aspetta, Catalio, sulle porte sono belle chiuse. Chi sta è bella chiusa. Però in sta casa fa un callo. Meglio che aggrappo una finestra e faccio cangiare tecchia l'aria. E ora lo conto a mesura. La soro, il sogno, ti stava dicendo, avevi 38 milioni salvate. Sì, avevano essere chissà, e che le figlie ce ne mangiarono poco. I sono esperti, ma con mia, lo ricche l'hanno a calare. E allo posto le metto, la soro. Ah, penso che non ci stai a sta volta. Più facile dell'altra volta, eh? Sì, la soro. Sì, la so. Vabbè, va. Ora chiudi un po', ti chiamo più tardi. Capisci, la soro? Sì, aspetta, un po' di telefonare. Ciao. Dure! Ah, Finiste! sì, finivo. Eccomi pronto! Madre mia! Chi stanchezza, chi mi sei? Forse furono le tue figlie, Dore. Che mi fecero pigliare questa botta di colera e stancare e dire che... Dore, avevo pensato che stasera... Stasera te la faccio passare io, te la faccio passare. No, per favore, Dore! Manco a pensare! Avevamo tanto tempo. Avevamo tanto tempo, ma tempo non avevamo mai. Ti stai scoppiando. Domani siamo più riposate. Avevamo più forza. E poi ne vedo. Aspettiamone. Vicino di me, a due Renate. Sì. Facemmoci due chiacchieratette di cose serie, ma Cose serie. stava pensando. Lo terreno quanto? Assai, Va buono, E quanto pede d'olive ci sono? un centenario ce n'è, un centenario. Basta non puoi avere l'olio pennannata. Tore, alle tue figlie, non ci dire niente di quanto soldi ha salvate o non l'ha salvate. No, niente c'è a dire, niente. Queste cose l'hanno a sapere marito e moglie. Certo, marito e moglie. Sai che faccio ora? Mi vai a fare un bello bagno con Mattia. Così poi andiamo a riposare per domani, Dore. Va là per te. Avevamo tanto tempo. Speriamo come stuto. Parole mie figlie esagerarono, ma essere coscienzioso severo, A quando trovavo una femmina di casa e tutta per la famiglia. Certo che come andare a buon'arma di mia moglie non ce n'è. Ah, Carmela. Che boh, va tieni, ti dissi. Subito me ne vai, però proviamo a far parlare. Non ci stonare e va tieni, avanti. Stavolta vieni per ti mettere in guardia. Vedi che chi che pensava io lo sentivo. Chissà ti vuole scippare tutte cose. Lo terreno, la casa, la proprietà, tutte cose. Cerca di retieni.
Senti. Per fino a chi sto tammentare? No, chissà, ti vuole scippare tutte cose, ti vuole mettere con giù i tuoi figli. Parlava con suo soro, doca sul telefono. La viata a sentire come arriva. Ci scippo tutte cose, la soro non ti preoccupare. Lo sapi fino a chi ci disse? Ci scippo piffina, le pila di culo. Non ci credono, non ci credo. Tu sei tragediatura. Sì, non ci crede. Aspetta, Non ci credo. Aspetta. Venite qua, venite. Vedete se lo potete convincere, vedete. Ah, vi mettessimo tutti d'accordo, vi mettessimo, eh? Papà, ti prego. La signora Olga ne chiama subito e noi ci crediamo perché la cosa si vede chiaramente. Vero, papà, apri l'occhio. Sì, non è vero che tu che dice la signora Olga. Indra, Peri, Caindra, non ce ne metti No, giù. subito. E io e mesoro venemmo una volta all'Umise e ti lasciammo in pace di vivere la tua vita con la tua bella concetta, sempre viva. Siete tutti d'accordo, siete. Non voglio sapere niente. Papà, ma che ti costa provare? Ascolta mia. Dice che ha qualche altra proprietà, che ha sordi salvati. Poco una scusa da mucce e vedi se telefona alla soro. Provaci, papà, provaci. Vero, è papà, prova, levatillo sul dubbio. Non ci credo, no. Ture! Chi è? La signora Olga è. Ah, dici che stai venendo? Papà, provaci, ti prego, papà, va, fallo pennare. Provaci. Vero, papà, ora ne teniamo. Però prova, levatillo sul dubbio che ti dettimo, prova. Ah, Nemo, provaci, papà, pensa, va. Tore, ma quando lo sentivo, mi cadero le braccia, mi cadero. Le coglisse poi. Mi stava preparando. Mi dicesse, signora Olga. Buonasera, se non cangettamamo a scusare, ne che lo sapeva che si stava preparando, ma lo sappi picchibin. Che la voleva mettere per domenica di anni mia. Cucino certi pranzetti che fanno venire l'aquilone in bocca. Mia moglie cucina meglio. Va bene. Domenica venimmo. Grazie, veramente. Comunque, ora tolgo il disturbo, va. Ma non disturba. Ture! Vero che non disturba? Tanti chieda. Comunque, me ne vai, magari vi volete riposare. E buonanotte, e buon riposo. Riposatevi giusti, riposate. Sicuramente. Chissà, bene sempre quando è sogno da Indra. Chissà, non me la conta giusta, chissà. Ormai ha perso ogni speranza. E ti parla così moderna, ma vedi che sogno gelosa. Non ti preoccupare. Piuttosto con c'è. Sì, Dora. Assettati. Dai, io me lo sto dicendo. Aspettiamo. Ti voglio dire una cosa con sanno manco le mie figlie. Dimmelo, Dora, lo sa che segreti ci hanno aggiunto. Le sordi dello libretto. La libretta, come dici tu. Io lo sanno quanto c'è. Però alla posta hai un altro libretto. Vero. Con 50 milioni. Io la buon'arma di mia moglie. Fino a quando era viva. Era giunta a 44. Alla sua morte continuavo sempre a metterci qualche cosuzza. Ora siamo giunti a 50 milioni. Però non so se faccio buono o male a un dire eccellente. C'è più bello di una bella sorpresa come chissà. E come mai che mio marito niente? Perché voleva fare una sorpresa pure a te. Bravo! Che bella sorpresa che mi faciste! Ti meriti non una vasata, no! Una co e una co. Le prime che ci stavi sceppando.
E tu re? Papà mi sta libretta, fammela vedere, l'hai visto? Aspettati. Come assettate? Ora siamo stanchi, domani se ne parla, domani. Avemmo tanto tempo. A proposito, cos'è? Tu re? Passiamo la seretina, contami delle tue ex mariti. Tu re? Fu troppo sfortunata, tu re? 4, tu re? 4. E ora lo quinto setto. Lo primo. Mi morì con una malattia alle polmoni. Ah. Lo secondo, tu re? Aveva una cirrosi epatica. Da anni. E dopo 4 mesi che stava con mia. More. Lo terzo. Ci venne neanche tu mentre mangiavamo. È il quarto. Lo quarto, tore. Non ci posso pensare, tore. Fu troppo sfortunata. Lo quarto. Mentre che... Mentre che? Zappuliava. Ah, tore, zappuliava buono, tore. Che impressione, che mi fece! Oh, me lo posso scordare, tore, a cos'è, tore, tutto un fuoco, tore! E di lo ben distorto, mi morì in capo, tore! Capo! Che impressione, agghiacciato, tore, a cos'è? Tanta l'impressione che mi fece! Cappa a chiamare le vicine, prima io te la bestia, dottore! Non ci posso pensare! Che impressione! Che spavento! Fu troppo sfortunata, troppo sfortunata! Tu sei sfortunata, io di a me che fuori fortunati! Che bella battuta, bella! Va. Che è, tore? Io mi vai a corpo. E sogno sicuro che mi addormisco subito. Vabbè, va, dugno una sistemata, levo un poco di cose e poi ti raggiungo, eh? Va bene. Ai. Povero illuso, avemmo tanto tempo, a voglia di tempo che avemmo. Mi pareva più esperto. Lo sentite? A già russa. Manco può stare alla ditta e vuole consumare. Lo consumo io, lo consumo per davvero. A me solo le contare. Pronto? Io sogno la soro. Novità belle grosse. Piglia una seggia e assettati che appena te lo conto le gambe ti tremano. Ha venato il libretto con altri 50 milioni sarbate. E lo bello sa qual è? Con uno sape nudo. Dici che aveva essere una sorpresa per le figlie. Ce la faccio io la sorpresa io. Ci scippo tutte cose. Ci scippo benzina alle pila dello culo. Proprio dopo pila non hai. Scippacini si pila sto cane. Sì, la soro. Lì sta ammazzano. Ciao, la soro. Sì, ciao. Aspetta. Me suoro era. Chi è tu re? Me suoro. C'è mozzica un cane. Cane, lo bravo. E che c'è da dire? C'è piccino si pila su cane. D'una cinnapidata. Tu vuoi sceppare le pile a me, eh? No, ma che dice? Che sta pensando tu re? Proprio nel posto pila non ce n'è.
E sotto le scide sono impiccicate con la corda. E chi dello petto sono tante spinose che appena le tocchi ti pungi. Pigliate la valigia e battini. Pigliate la valigia e battini! Non mi gridare! Pigliate la valigia e battini! Papà! Che succede? La signora Concetta se ne va con la sua valigetta. La signora Concetta si studia lo musso in la sua casetta. La signora Concetta ne lascia la libretta. Oh, la signora Concetta era furba e fu scoperta! Ture, fatti spiegare! Zitto te! E a ringraziare tutte le sante che la cosa finisce così. Perché con la tua specie non c'è niente da avere a che fare. Pigliate la valigia e battini e mi raccomando, a minimo 10 km di distanza, via! Grazie. Grazie. Ma che figlio? Chi stava facendo? Mi sento di un potere dire manco perdono a vostra macchia. Buono papà, che la mamma ti perdona, buono. Papà, fa finta che fu una spafalderia di vecchiaia. Ah, ora di vecchiaia, di mezza età. Dite la signora Concetta con la vaccetta. Papà, la salutare mamma con de cacà, papà. Un mese di ate, lasciatemi solo, venite più tardi. Amonine, dai, amonine, che a fare? Manco vinne, Samuele. Chissà lo prezzo da pagare. Mi sento un rimorso incredibile, mi sento. Ma chi è che voleva dimostrare? Chi voleva dimostrare? Tu sei scivolato su una buccia di sapone. Sì, la buccia di sapone, I tuoi figli mi dissero che... Non dire niente, Peppe, non dire niente. Ah, via, t'ha ragione tu. Tu dici... Meglio restare solo. E quando uno si sente troppo accalorato, si mette le pedre in una bagniera con lo ghiaccio e si rinfresca. Ma io non capisco perché mi sento cavolo come Mattia. Visto che tu sei fresco, non ti sediare, se ha di venire vieni più tardi, per ora lasciami solo. Saluto. Ciao Pe. Comportati. Ciao Pe. Comportati. Papà, ma quando ne dispiace assai, diccelo santo quando ne Papà, dispiace. mi dispiace assai, papà. Papà, non si preoccuparsi, perché con la prima può capitare, e con la seconda medesima, e forse pure con la terza. Queste cose ci vuole fiducia. E poi, di me cognati, a pare che accettare la stima, perché chi quando un mondo una cosa, succedono sempre cose tinte. Comunque papà, la vita è sua e se la va a gestire come meglio vuole. Diccelo santo che la vita è la sua e se la va a gestire come vuole. Papà, la vita è tua e te la gestire come meglio può, papà. Diccelo santo. E poi papà, nella vita bisogna essere ottimisti e guardare sempre avanti e mai indietro. Vedi papà, tagliare sempre avanti, però non dura io che tagliare sempre avanti, ma viene un tutta, papà, tutta ma viene un misto. Meno male che ne cantiamo, papà. Tu ormai sei su, sta bello. A te ti scacciare una macchina più grossa di quella che incontrai Sant'ora. E papà, tu però non ci dare conto alle metode perché sono stati creature e fanno le fatture che hanno le lingue tante, papà. Non ci dare conto alle metode. Io ci colpano. Va bene papà, ora ne andiamo e quando si sente sole, buone vene la nostra casa è sempre aperta. Però quando ci siamo, perché lo sapi, spesso siamo né mia madre né mio padre, è vero santo, diccelo ogni tanto. Papà, quando vuoi venire alla mia casa è sempre aperto. Sempre se vuole il mesogeno prima, papà. Veniamo, papà. Ciao papà. Ciao. Uno vuole restare un poco solo e non può essere. Papà,
Scusa se veniamo subito, ma non ti volevamo lasciare solo in questo momento, vero? Papà, come sorridemmo di fare a turno per stare con te. Meno male che lo capiamo subito che razza era da signora, eh? Sì, ma grazie alla signora Olga. Grazie al balcone fiorito è finito questo romanzo colorito. Papà, senti, io e mia sorella capiamo che sbagliamo. Abbiamo pensato più agli interessi che a te. E poi tu sbaglio, se ne fa un'altra ancora. Ma scusare, papà. Papà, ascolta, tutti sbagliamo nella vita. L'importante è un ripetere e si sbaglia. Se sbagliamo, ne perdonasse, papà. Nate per bossia lo faccio io. Papà, ne perdonasse, papà. Sì, vi perdono, perché tutti abbiamo bisogno di perdono. E gli ci ho state facce. E con la forza del mio cuore chiedo perdono a vostra madre. Da scusare, capisco che il momento è delicato, e però io volessi una risposta. Olga, risposta non ce n'è, la risposta deve essere fratoiata, ma risposta non ce n'è. Vi prego, lasciatemi solo. Lasciatemi solo. Non è che ma fai, siamo solo. Papà, ne perdonasse, papà. Varà spatingia. Concetto, ti chiedo perdono. Io che ti avevo promesso amore eterno, mi sento un rimorso incredibile. L'amore nella vita è uno, la compagna nella vita è una. Poi se uno vuole una compagna a così, tanto per sport, se la può anche pigliare, ma chi non è amore? Certo che dentro questa sala le pareri possono essere discordanti, c'è chi la pensa come mia, c'è chi la pensa alla reversa, però io mi rifaccio sempre a chi che mi disse mia moglie, di lontano sì, ma con le vicine no. Lei che vi pare che la calura mia mi finì? Non mi ha finito, no? No, successi chi? Sta successo. Ma io ancora non mai rinfrescato, perché se me la chiede cercare da lontano me ne vai anche all'America. And just to giggle, and everywhere I go, it's below the clouds.